Io direi di cominciare. Sì. Benvenuti. Quest'oggi presentiamo Floriano Nativo con i Benandanti. Ringrazio la libreria Mondadori per ospitarci quest'oggi. E io inizierei, come si dice in medias res, con una lettura, se possibile, che ci introduce al tema del libro. Perso tutto. Perso tutto. Ha perso tutto. Sono partito troppo veloce. No, prendere Pardon. il libro e leggerlo. Se partire direttamente con la lettura c'è un particolare. Che non c'è questo l'occhiale. L'occhiale è fondamentale. Come la capisci? Se no non c'è la lettura. Beh, non è stato accennato come introduzione, comunque la storia si svolge tra Cividale e Praga È una delle e domande da fare. partiamo comunque da un Cividale, ha una motivazione per questo motivo. È un verbale, Cividale, 27 giugno 1580. Una torcia accesa, infissa sul muro, spande una luce fuoca, che basta appena illuminare i fogli che lo scrivano tiene davanti a sé. Il tavolo è pieno di macchie di inchiostro che si sono trasformate, col tempo, nel colore rosso del sangue. Il resto della cella è in penombra, l'umidità rende l'aria stantia e difficile da respirare. Il volto dell'inquisitore, fra Felice di Montefeltro, è quasi celato nelle pieghe del cappuccio. La voce, impersonale, sembra provenire da lontano, ma non per questo meno temibile. Di fronte a lui, appeso a una corda appoggiato sulla punta dei dita ai piedi, l'accusato, Battista Moduco. Dopo il primo tratto di corda sta cercando di riflettere fra gli spasmi del dolore su quanto gli convenga dire. Si è fatto scappare una parola, Benandante. E l'inquisitore adesso sta giocando con lui come il gatto col topo. Alla fine ammette. Io sono Benandante perché vo con gli altri a combattere 4 volte l'anno, cioè le 4 tempora di notte, invisibilmente con lo spirito, et resta il corpo, et noi andiamo in favore di Cristo e gli strigoni del diavolo, combattendo l'un con l'altro, noi con le mazze di finocchio e loro con le canne di soldi. E se noi restiamo vincitori, quello anno è abbondanza, et perdendo è carestia in quello anno. E ci si entra di 20 anni chiamati dal tamburo, et a noi, nati vestiti, bisogna andare. Il spirito si parte dal corpo e va via. Il frate non riesce a credere quando il Moduco va dicendo e insiste per avere dei particolari. Benandanti, chi saranno mai se non stregoni? E poi cos'è questa storia che vanno con lo spirito e lasciano il corpo? Lasciano il corpo dove? Il demonio appare sovente sotto parvenze bugeliche, è facile per gli animi semplici farsi deviare. Un altro tratto di corda e l'appeso si lascia scappare. Il comandante batte il tamburo, nobile di generazione. Porta una bandiera d'ermesino bianco e dorata e con un leone, e la bandiera dei strigoni è di ermesino rosso con 4 diavoli negri in dorata. Fra Felice deve decidere se mettere sotto accusa di stregoneria il Moduco, anche se gli sembra più ragionamento visionario posseduto, e c'è una frase, quella frase oscura, nati vestiti. Forse è il caso di approfondire le indagini. Con altri giri di corda sicuramente qualcuno avrebbe confessato. Subito dopo un accenno, lo faccio, è una lettura brevissima di Posso una dire pagina. una cosa, scusatemi, i giri di corda era il tipo di supplizio per cui stavano con le mani legate all'indietro e un peso sotto, cioè si rompevano tutti i muscoli di qua dietro praticamente. E per la cronaca questo è preso dagli archivi della Curia Arcivescovile di Udine, del Sant'Uffizio, non era un'invenzione pura. E le righe che invece vi leggo adesso sono importanti perché si ritrovano all'inizio, proprio in apertura del libro, e si ritrovano in una parte cruciale della fase drammatica del libro. Cividale, oggi. Il buio della notte ha invaso la stanza, ma non accendo la luce, attendo. Attendo il momento in cui tutto si adempia. Non posso permettermi di sbagliare. Ne va di una vita. La mia a questo punto non ha più molta importanza. So anche, in un certo qual modo, di aver dato uno stimolo in più al male che si sta propagando come un'onda nera. Certo, non potevo saperlo,
Eppure se l'Eros non mi avesse accecato, avrei dovuto capire e non mettere a tacere l'inquietudine crescente che sentivo nel mio cuore. Cieco e sordo al mio stesso istinto, alle immagini del mio stesso senso che vedevo e a cui non volevo dare significato. Fra poco tutto sarà finito. Fra poco le forze del bene e del male si scontreranno per finire ciò che è iniziato in un'altra città. Poi sarà quel che Dio comanderà. Grazie Giuseppe della lettura, e volevo chiedere inizialmente a Floriana come mai la lettura precedente del verbale è stata inserita all'inizio del libro. Ma perché doveva introdurre, cioè l'azione si svolge ai nostri giorni, però dovevo ricollegare l'azione a un fatto antecedente, perché i benandanti noi li ritroviamo in quel periodo che va dal 1500 al 1600 e finiscono con il fuoco dell'Inquisizione. Non è che il movimento muore completamente, diciamo che diventa sotterraneo, si nasconde. Erano composti da erbere, ma erano composti anche da uomini, da ragazzi. Si diventava benandante verso i 15 anni, ma per un motivo particolare. Benissimo, ci colleghiamo immediatamente alla domanda successiva. Il motivo particolare è che erano nati con la camisuta, si dice in friulano. Sarebbe il nostro di adesso nati con la camicia, cioè avvolti nel liquido amniotico con la placenta, di cui veniva conservato un pezzetto fatto seccare, messo dentro un sacchettino di pelle, e con la scusa del battesimo veniva fatto benedire dal prete, perché il prete si sarebbe rifiutato di benedirlo, mentre al collo del bambino o della bambina andava benissimo. I benandanti avevano delle particolarità. Verso i 15 anni venivano chiamati da un agnel d'oro, ci dice il nostro, scusate ma io i nomi dopo 5 minuti dimentico tutto, Carl Ginzburg, che nel 1966 portò alla luce questo fenomeno. E quest'agnel d'oro, che poi sarebbe un angelo, chiama questi benandanti al suono di un tamburo, il suono ritmato. Sappiamo che la musica è importante, il tamburo fa uscire fuori l'anima e viene utilizzato in questo modo anche dagli sciamani. E chiamano in sogno, perché tutto si svolge nelle vie del sogno, finché non vanno in una radura in cui si scontrano con i demoni. Loro sono armati di sorgo e gli altri di canne di finocchio. Chi vince ha la possibilità di, se vincono i benandanti, ci sarà una stagione agricola buona, altrimenti no. Quindi erano degli usi legati all'agricoltura, perché quel periodo principale era l'agricoltura, ed erano le 4 tempore, cioè le 4 stagioni, quelli in cui praticamente alla fine di ogni e all'inizio di ogni stagione si facevano le rogatorie. Le rogatorie erano delle processioni che partivano da fuori il paese e si fermavano ai quadrivi, quelli che una volta erano dedicati alla dea Ecate oppure al dio Giano, secondo. Quindi c'è una ricopertura di simboli, e dopo le rogatorie, praticamente verso il giovedì e il venerdì, se non ricordo male, c'erano questi tamburi suonati sempre nelle vie del sogno, e loro andavano a raggiungere questa radura sotto l'aspetto di topi, farfalle, insetti, volavano, ma sempre in sogno. E qualcuno doveva vegliare il loro sogno, perché se il corpo veniva mosso,
lo spirito non poteva ritornare all'alba e si perdeva, cioè entrava in coma praticamente, non ritornava e non poteva più rientrare nel corpo. Questo è quanto riguarda i benandanti. I benandanti all'inizio furono risparmiati dall'Inquisizione perché presi per bonaccioni, non facevano del male. Però l'Inquisizione cosa faceva? Dava una specie di placet, una specie di idoneità a tutti quelli che denunziavano chi era in preda alla stregoneria, che tutta la famiglia di quelli che denunziavano venivano in un certo senso allontanati dal male, quindi non sarebbero stati poi a loro volta oggetto di inquisizione. E a questo punto, siccome loro avevano anche come altra attività non solo le erbere, quindi curavano con le erbe, ma parlavano con i morti. E quindi c'era questo rapporto con i morti e finirono nelle maglie dell'Inquisizione. E in queste maglie dell'Inquisizione iniziarono a morire. Il più famoso citato sempre da Gisburg è quello se lo leggete è molto interessante, è il mulino e i vermi, il formaggio e i vermi anzi, perché questo mugnaio nel Cinquecento, in cui non si sapeva assolutamente leggere e scrivere, aveva letto qualcosa e l'aveva interpretato a modo suo, quindi per lui la terra era una grande forma di formaggio piena di vermi, cioè poveraccio, era un esaltato, era un sempliciotto, però finì bruciato. È un argomento abbastanza complesso e vasto. Come mai lo hai scelto? L'ho scelto perché ho scritto prima di questo un saggio sulla superstizione. Un saggio sulla superstizione tocca vari argomenti, tocca varie religioni e toccava anche i benandanti, le rogatorie, le tempore, e quindi mi sono riallacciata a questo motivo. Approfondito quindi Sì, l'aspetto sì. Diciamo che riguardante l'ho fatto diventare romanzo, ecco, più che un saggio, perché di saggi sui benandanti ne sono stati scritti, poi cioè Carl Gisburg ha detto tutto, è inutile che facevo un altro saggio, non potevo competere con Gisburg, e allora è meglio fare un romanzo. Grazie. E il romanzo dunque dove si svolge a livello geografico? Allora, Ci sono il più romanzo si svolge in più zone. Diciamo che inizia a Praga. Praga, la città magica, la Praga descritta da Ripellino, la città d'oro, e poi va a Roma perché il protagonista Michele è un professore universitario di tradizioni popolari, e finalmente ritorna a Cividale perché la sua famiglia materna di origine è di Cividale. E poi per un altro motivo ci sono delle analogie fra Praga e Cividale. Le analogie fra Praga e Cividale sono diverse. Allora, innanzitutto l'ebraismo, perché il cimitero di Praga è qualcosa di bellissimo, è un'atmosfera stupenda e lui vede qualcosa in questo cimitero. E anche a Cividale e a San Daniele, ma la zona un po' alta che va quasi sulla Carnia di Udine, del Friuli, è ricca di punti ebraici. E poi soprattutto per l'acqua. Per l'acqua perché abbiamo il fiume, la Moldava, che bagna Praga, e in cui c'è anche un genio,
Il Vodnik, posso parlarne adesso? Certo. Allora, il Addirittura Vodnik, teniamo alla fine lo stesso. il Vodnik è un omino, un genio che sta nelle acque della Moldava, sta sotto i ponti e aspetta le anime dei suicidi e le mette in un pentolino che porta con sé e le porta giù sott'acqua nella sua corte, finché un giorno vede una giovane lavandaia che gli piace e la fa cadere, e questa giovane lavandaia diventa la sua sposa. Questa storia è stata romanzata, scusate io guardo, allora si chiama Erben, è messo in musica da Zdeněk Fibik ed è importante perché è una storia romantica, perché è stata scritta nei primi fino 800 primi del Novecento, anzi prima del Novecento, e praticamente dico la storia. Allora, praticamente sì, è una storia drammatica. Beh, io direi di sì, dai. Accenno, è una storia drammatica, in un certo senso ha una similitudine con La Bella e la Bestia. Cioè la bella e la bestia è lei che vuole ritornare, se vi ricordate la storia, dai suoi. Anche qui lei vuole rivedere la mamma. Allora, diciamo che i protagonisti, visto che li avete citati, Michele e la donna che poi incontra a Praga, cominciano a girare per Praga. E c'è la domanda specifica della ragazza: adesso parlami del Vodnik, così ci ricolleghiamo alla lettura. Il Vodnik era un uomo con la giacca verde, i pantaloni fino al polpaccio, con le gambe calzate di bianco e una pentola, dove metteva le anime dei suicidi. Se ne stava acquattato lì, sotto il ponte, e appena qualcuno cadeva dalle arcate l'agguantava, portandoselo sott'acqua, dove aveva creato una reggia. Quando poi se ne annoiava, lo tramutava in pesce. Accadde che una mattina una bella fanciulla andò a fiume a lavare i panni, ma al primo indumento la passerella crollò, così il Vodnik ne fece la sua sposa e dal matrimonio nacque un figlio. Inna Nanna, figlio mio, dalla chioma di verde colore, non s'è sposata la tua mamma nella dimora dell'amore. Ingannata, catturata nella rete, stregata, qui non ha gioia alcuna che te, bambino mio. Cosa canti, moglie mia? Non voglio questa melodia. Forse è troppo lunga, è molto bella, vai avanti, risponde lei. Dopo le innumerevoli richieste della ragazza, il Vodnik le concesse di salire in superficie a salutare sua madre, ma prima del vespro sarebbe dovuta tornare se voleva vedere il figlio. Così la ragazza va da sua madre, ma arrivata la sera la donna sbarra la porta e non fa uscire la figlia. Giunse la sera. Fuori passeggia l'uomo verde nel cortile. In cantina madre e figlia alla porta hanno sbarrato, e quando il vespro fu suonato, toc toc, alla porta un bussare. Vieni a casa, moglie mia, che devo cenare. Toc toc, a mezzanotte di nuovo, alla decrepita porta un bussare. Vieni a casa, moglie mia, il letto viene a rifare. E poi il terzo toc toc, e di nuovo alle prime luci del mattino. Vieni a casa, moglie mia, piangi, allatta il bambino. Ah, mamma mia, che pena per il bimbo, il cuore sento scoppiare. Mamma, cara mamma, lasciami andare. Tu non vai, figlia mia. Un inganno trama l'assassino, e la mia paura per te è più grande del tuo amore per il bambino. Torna, assassino, al lago, non ti segue mia figlia, e se il figliolo piange portalo alla nostra soglia. Qualcosa accadde. Sotto la porta scorre liquido sanguinolento, e quando la vecchia aprì, chi può dire che sgomento? 2 cose nel sangue giacevano, il cuore per l'orrore s'arresta, la testa del bimbo senza corpicino e il corpicino senza testa. Ma è bellissima, come mai la sai a memoria? Fa parte di una raccolta di leggende che ho tradotto e pubblicato. Intanto intorno al tavolo si erano raccolte alcune persone che cercavano di parlare con me. Che succede? Chiese Bruna, sorrisi. Involontariamente ho usato una cadenza musicale, il Vodnik è stato messo in musica da Zdeněk Fibik
e mi chiedo di ripetere il pezzo quando il Wozzeck bussa alla porta, cosa che Michele fa ripetendo. E buc buc, ripeterono altri commensali coi bicchieri in mano, battendo con le nocche sul tavolo, e man mano che la melodia si rafforzava le caraffe di birra cozzavano. Il dibattito sui tavoli di legno si propagava da un estremo all'altro della sala e il coro delle persone coinvolte aumentava fino al termine della veglia, quando tutta la sala scoppiò in un applauso. Ci volle un po' perché l'atmosfera si calmasse. L'oste portò la bottiglia di Zirovitz, 3 bicchieri, li colmò e «Nazravi!» disse, alzando il bicchiere e vuotandolo d'un fiato. «Nazravi!» risposi, vuotando anch'io il bicchiere. «Salute!» disse Bruna, che aveva compreso il senso del brindisi, beve anche lei d'un fiato il bicchiere rimanendo con la mano sospesa. Le sembrava che l'intero edificio fosse andato a fuoco. Grazie. Grazie. Abbiamo avuto una buona ambientazione. Scusate l'enfasi eccessiva, ma il fatto è che nella sua mania di perfezione lei fa tutte le ricerche e è andata a cercare anche il pezzo musicato in ceco, me l'ha fatto sentire, quindi mamma mia, era così. Abbiamo una buona ambientazione ormai del testo, capiamo bene dove è stato ambientato, dove si svolgono le vicende. I protagonisti sono stati accennati, vuoi approfondire un attimo chi sono i protagonisti e quali sono le loro dinamiche iniziali, dove vorrebbero arrivare, che cosa E allora, dove vorrebbero arrivare? Innanzitutto abbiamo detto c'è questo Michele che è un professore universitario o assistente universitario che è alla ricerca di se stesso, va a Cividale per fare delle ricerche, fa delle ricerche sui siti vitralici perché anche vicino a Cividale nella zona di San Giovanni d'Ampro. Nella zona di San Giovanni d'Ampro c'è un sito che è chiaramente vitralico, cioè risale a quando era uno degli avamposti contro i turchi. C'era anche un castello, un possedimento, non c'è più nulla tranne una bellissima chiesa rupestre con l'interno un altare del Seicento, mentre dentro ci sono delle incisioni con il cidulis. Le cidulis sono le rotelle infuocate che i contadini facevano rotolare dalle montagne verso i fiumi o in ogni caso verso il basso in aiuto al sole che sta morendo, cioè ad agosto in pratica. E questo non è solo friulano, ma lo troviamo anche in Russia. Tutto questo aiuto al sole morente noi lo ritroviamo in tutte queste regioni dell'est. E lui cerca, forse non sa egli stesso cosa cerca, perché c'ha questo fenomeno, i fenomeni mitralici, tra cui quello a Cividale non il tempietto Longobardo, l'altro, c'è l'ipogeo celtico, anche quello è un sito mitralico, perché il sito mitralico deve avere come fondamentale sopra la roccia e sotto, anche nascosto, un fiume sotterraneo. Mitra, che poi è una mescia penta, e quindi siamo già nello zoerismo, scusatemi, allora le mescia penta sono i 7 arcangeli dello zoerismo, cioè quello che noi conosciamo con il suo messia, diciamo, il suo apostolo Averroè. E quindi veniva fatta sopra, cioè scusatemi, Zoroastro, sopra veniva ucciso il toro, sotto si metteva l'adepto
che veniva bagnato col sangue, veniva battezzato col sangue del toro. E bene o male, se voi andate in questi siti, vedete, e sotto ci deve essere l'acqua, vedete queste 3 scansioni archeologiche. Ed è bellissimo quella di San Giovanni d'Angro, perché oltre a questa chiesa del 300 circa, se si va dietro l'altare ci sono una serie di caverne, in cui tra l'altro con una passerella, però bisogna andare con una guida, c'è un orso impagliato, perché veniva frequentato dagli orsi e veniva frequentato dalle Crivapetra. Chi erano le Crivapetra? Erano molto contemporanee alle Agane. Le Agane le abbiamo anche qua, anche il Veneto, tutto il Triveneto ci sono le Agane, con delle piccole differenze. Allora, le Agane friulane avevano i piedi all'indietro e lavavano di notte nelle montagne, però sempre vicino alle acque, i panni bianchi. Cosa sono i panni bianchi? I panni bianchi rappresentano le ossa bianche dei bambini morti. Perché? Perché nei secoli del primo cristianesimo, quando un bambino stava per morire e non era ancora stato battezzato, veniva affidato alle Agane e loro lo tenevano in una specie di vita sospesa finché passava il prete, lo benediva e finalmente il bambino moriva e poteva essere sotterrato. La stessa identica cosa noi lo troviamo in Irlanda, quindi dei Celti, perché allora lì non sono le Agane ma sono la vecchia del villaggio, e questi bambini che se non riuscivano a essere battezzati in tempo, e stiamo parlando del periodo di Columbra e di Patrizio, di San Patrizio, diventavano quelli che noi chiamiamo gli sbiff, quindi dei piccoli gnomi, delle piccole fair, cioè il mondo fatato celtico. Il mondo fatato celtico è dato dal popolo dei Tuatha Dé Danann. I Tuatha Dé Danann sono il primo popolo dell'Irlanda, che poi venne spodestato, diciamo, dall'invasione dei Fenomen e dagli altri, ed entrò nella leggenda. Quindi si entra nel regno fatato attraverso l'acqua, attraverso l'aria e attraverso... perché siccome lui non lo fa, se tu parti con i tuoi saggi, mi ha solo chiesto Michele cosa voleva fare. Eravamo partiti da Michele, c'è anche un altro protagonista per caso? No, meno male. Con le sue passioni la storia, diciamo che non la fermi più. Quantomeno si coglie la tua passione per questo tipo di ricerca storica. È una passione travolgente, in effetti, questo si coglie, traspare. Tornando al libro, ero curioso di vedere dove arrivava, perché onestamente ero affascinato dal fatto di come riusciva a collegare argomenti veramente distanti, ma in modo interessante. No, Floriana, per carità. Allora, tornando al libro e ai benandanti, a chi lo consiglieresti questo libro? Ma io lo consiglierei un po' a tutti per conoscere la nostra storia, perché tra l'altro mi sono accorta parlando con delle persone, per esempio di Udine, che doveva essere un argomento notissimo, che non lo conoscevano. E allora mi sono detta, beh, allora forse è il caso di farglielo conoscere. Anche vero. Quindi una cosa in più potevi dire, soprattutto per alcuni luoghi
Noi abbiamo avuto dei friulani che hanno telefonato per dire non conoscevamo San Giovanni d'Andro, ma non Che conoscevano bellissima, neanche datela a vedere. il museo ebraico di Cividale, non conoscevano per esempio un cimitero di cui si parla, quello perso in un paesino di montagna. non Il sapevano paesino è Trava, dove alla base ci sono questo abbeveratoio in cui andavano le gare ed è divisa a metà per il bestiame e per le persone. E sopra si sale e c'è una chiesetta. Questa chiesetta non si può entrare, però c'è uno sportellino in cui si può mettere dentro la testa e si vede l'interno, ci sono candele varie, quindi si vede. Dietro c'è il cimitero degli innocenti, cioè il cimitero dove all'epoca venivano sepolti questi bambini dopo che le Gane li avevano tenuti fino all'arrivo Però non c'è assolutamente niente, non c'è c'è solo un piccolo masso che sporge coperto da licheni e poi questo prato verde, un fazzoletto di terra, ma si sente che c'è qualcosa. Molto bello. Grazie, che bello. Dov'è tra l'altro fisicamente? Prava? Nella Carnia, Sopra devi andare a Tolmezzo Sopra e Tolmezzo. poi svolti a un certo punto a sinistra, lo devi cercare. Fogni di sopra, dovrebbe essere in Sì, direzione Sappada. Esatto. Ma prima di sapere. Sì, ma sulla strada che da Io devo Tolmezzo dire sale- che allora la copertina è fatta da Giulio De Vita. Giulio De Vita è un disegnatore molto famoso all'estero, ovviamente, e di Pordenone. Lui è famosissimo in Francia, ma anche in Belgio e in Olanda. E gli avevo chiesto di mettermi il pont di Cividale. E lui mi ha detto no, però te lo metto. E allora c'è il ponte di Cividale riflesso, ci sono i bianchi sassi del Nattisone e ci sono le rune. Le rune sono un alfabeto segreto che veniva utilizzato dai Celti. Ritorniamo ai Celti di prima, non mi uccidere. No. Allora, avevano due alfabeti i Celti. Uno era l'alfabeto gamico ed erano delle barrette di legno in cui venivano incise una linea orizzontale e poi delle linee verticali. E questo era uno. L'altro erano, giusto, le rune sono 24 segni più una bianca che è il tempo fuori del tempo. Loro però scrivevano pochissimo perché la loro tradizione era orale. A capo c'erano i druidi, che erano dei sacerdoti ma anche capi del villaggio in effetti. Poi c'erano i bardi che dovevano imparare a memoria centinaia di storie, di canzoni. L'unica scrittura che utilizzavano era il greco antico, perché non mi uccidere, si è scoperto che prima del periodo miceneo, per un'invasione venuta dalla parte della Russia praticamente, si spostarono prima in Sicilia, poi in Spagna e infine in Irlanda. Ecco perché l'alfabeto greco veniva utilizzato. Scusa, una cosa la aggiungo io veloce. Siccome abbiamo parlato di Giulio De Vita, abbiamo detto che è famoso all'estero, anche se qualcuno non è appassionato, è logico, di fumetti piuttosto che di graphic novel, c'è una cosa che lo fa conoscere, è giusto dirlo. Si devono a Giulio De Vita copertine di Tex, Ma anche storie di Tex. Ecco, con Tex credo che lo riconosciamo tutti. Ok. Chiusa la parentesi, grazie. E io a questo punto procederei con l'ultima lettura per introdurre gli ultimi argomenti. Lettura della cucina del delitto. Sì.
Quindi passiamo proprio da un mondo all'altro. Esattamente, infatti la domanda successiva riguarda proprio questo passaggio tra i generi più disparati. Bene, della struttura del libro parleranno dopo loro, comunque sono anche una serie di racconti inseriti che fanno parte poi di una competizione. No, scusami. Allora, è praticamente un concorso in cui vengono invitati gli aspiranti scrittori a mandare delle storie che devono essere dei noir gastronomici. La ricetta può essere scritta, può essere anche intuitiva, diciamo, non so, un risotto con gli scampi, ecco. L'altra parte è data invece dai cuochi a cui vengono assegnate queste ricerche, sono degli chef che devono eseguire e trarre spunto dalle storie. E questa è una delle storie. Amor di bamba. Quel figlio l'aveva tirato su contro tutti, con le unghie e coi denti. Una donna sola con un bambino piccolo. Che doveva fare? Istruzione poca. Da piccola non aveva avuto testa per lo studio, i suoi non si curavano più di tanto. A cosa serve un laureato se non porta il pane a casa? Una donna poi non deve parlarne. Così aveva iniziato a fare i lavori più disparati. Le sarebbe piaciuto fare la commessa in un bel negozio elegante, una boutique per esempio, dove i giovanotti le avrebbero fatto la corte fino a poter scegliere un partito da sposare. E infine era finita a servire vino in una bettola di infimo ordine, fra il fumo di toscani di vecchi giocatori catarrosi e l'odore greve di vino acetoso. Finché una sera, rientrando a casa, si era imbattuta in un'ombra. Aveva spinto in un androne scuro e puzzolente di piscio di gatto, e lì l'aveva stuprata. Inizialmente si era dibattuta, aveva gridato. Poi aveva avuto vergogna che qualcuno potesse vederla in quello stato. E così si era arresa con un fantoccio di pezza. Dopo quel primo assalto l'uomo era scappato. Di lui ricordava solo l'odore aspro di sudore e di vino. Non aveva pianto. Aveva raccolto le sue cose con un lamento muto d'animale ferito, sentendosi sporca nel corpo e nell'anima. Aveva rassettato la gonna, infilando dentro la cintura i lembi della camicetta. Si era avviata verso casa. Lentamente, un passo dietro l'altro con il lamento soffocato. A sua madre aveva detto che non stava bene, era andata a letto. L'indomani aveva messo in un sacchetto mutandine insanguinate, le calze rotte, aveva buttato tutto lungo il tragitto. Durante il giorno aveva cercato di indovinare fra le tante facce dei clienti, le braccia, le espressioni, niente. Le canzonature di sempre, piccoli motti, solito tran senza sbavature. Alla fine aveva rimosso l'episodio e per 2 mesi si era illuso che tutto fosse rientrato nella routine di sempre. Al terzo mese aveva capito che qualcosa non andava. Le mestruazioni non si decidevano a venire, lei si sentiva strana. Sua madre aveva iniziato a guardarla con sospetto, chiedendo più volte la data delle sue regole, finché, messa alle strette, aveva ceduto, narrando l'episodio. Svergognata, aveva esclamato sua madre mentre mollava un ceffone. Poi l'aveva fatta lavare lì nella parte più vergognosa, l'aveva portata da un medico. Ricordava ancora la sala d'aspetto, bianca e squallida, l'odore disinfettante, lo sguardo cattivo delle altre donne in attesa di visita. Poi l'umiliazione delle gambe divaricate, aperte davanti a uno sconosciuto, grasso con le guance scadenti, gli occhi tondi, le pupille acquose, gli occhi, i capelli a ciocche sporchi e unti. Si era sentita stuprata per la seconda volta. Le aveva rivolto poche domande, poi le aveva prescritto le analisi e aveva parlottato con sua madre. Erano usciti in silenzio dallo studio. A casa sua madre aveva affrontato l'argomento, venendo subito al nocciolo, un figlio. Fra 5 mesi sarebbe nato un figlio. E come dirlo a suo marito, ai parenti, ai vicini? Il tono della sua voce era salito in crescendo. Non era altro che una puttana che aveva disonorato la famiglia. Non restava che un rimedio. Si era già messa d'accordo con l'infermiera. Domani in orario di chiusura dell'ambulatorio l'avrebbe riportata lì. C'era sempre un rimedio per ogni problema. Certo, bisognava pagare caro anche, ma le avrebbe trovato dei lavori extra per ripagare il suo danno. Amalia non aveva risposto. Era andata a chiudersi nella sua stanza, stesa sul letto, gli occhi fisi al soffitto. Aveva seguito i ricami di un minuscolo ragno. Lo aveva visto camminare come un funambolo su fili sottili della sua tela,
fino a quando era sceso giù, su un filo iridato. Uno scatto fulmineo della mano lo aveva preso al volo e ora lo teneva stretto dentro il pugno. In quel momento suo padre era rientrato a casa. Aveva trattenuto il respiro. Alle sue orecchie giungeva un parlottio confuso che andava assumendo toni di burrasca, con tonfi di stoviglie rotte. Aveva anche sentito girare la maniglia alla porta, che aveva chiuso a chiave. Violenti scossoni al legno l'avevano fatta sussultare. Poi sua madre aveva sussurrato qualcosa ed era tornato in silenzio. Si era alzata dal letto. Silenziosamente aveva aperto la finestra, aveva sporto fuori il pugno chiuso e aperto delicatamente la mano per liberare il piccolo ragno. Un grumo nero era spiaccicato nel palmo della mano, un miscuglio di zampe non più distinguibili. Amalia era rimasta a guardarlo con gli occhi sbarrati. Aveva iniziato a tremare finché le ginocchia non avevano ceduto. E in ginocchio, prona, aveva pianto per un sogno mai sognato, per una speranza già spenta, fino a quando esausta non si era addormentata. Grazie Giuseppe. I racconti contenuti in questo tipo di libro sono i più disparati, nel senso che come tono, lo stile di scrittura è sempre ottimo come tuo stile personale, però sono veramente più disparati, nel senso che dal mio personale punto di vista ci sono sia i racconti comici che i racconti pesantemente drammatici, e questo libro in particolare riflette una tua caratteristica, che è quello di essere particolarmente eclettica per quanto riguarda la capacità di scrivere degli argomenti e degli stili più disparati, nel senso che ti sei applicata sulla saggistica, sulla narrativa, eccetera eccetera. Vuoi parlarci un po' di questa tua ecletticità? Quanti generi hai affrontato? Se te li ricordi tutti, tra l'altro, nel senso che la tua produzione letteraria veramente spazia, letteraria ma direi più artistica che letteraria, perché non fai solo libri. No, non faccio solo libri, faccio sceneggiature di tarocchi, che è una cosa stranissima. Cioè io non butto giù le carte e faccio divinazione, io creo il mazzo. Ho un rapporto abbastanza continuativo con lo Scarabeo Editore di Torino, di cui ho già fatto 3 mazzi di carte. Tenete conto che ci vogliono circa 3 anni per fare un mazzo di carte. Fra i miei studi, buttare giù l'approvazione dell'editore, la ricerca del disegnatore, che deve sapere disegnare sotto dettatura, che non è facile, e poi ritorna indietro, mi manda i vari bozzetti, io do l'approvazione o meno, poi il tutto passa al vaglio dell'editore e finalmente il mazzo viene stampato. Perdonami che ti interrompo, come hai cominciato a disegnare? A disegnare no, non so tenere una mi sono fermato subito perché so che cioè, quando è iniziata, come è iniziata questa cosa della sceneggiatura dei tarocchi? Perché è una cosa così particolare. Adesso te lo dico. Te lo chiedo. E ti riguarda direttamente? Ti riguarda direttamente. Ti sei tirato qualcosa addosso? Sono tirato qualcosa addosso. Sì, quello che dovevi fare. Allora, è vero. è giusto. Praticamente mi piaceva collezionare mazzi di tarocchi, perché i tarocchi li dobbiamo vedere come storia, non solo storia vera, perché vivono, si evolvono. Noi le troviamo nelle pareti delle chiese, sono la morte, sono il Papa, l'imperatore, la regina, la ruota della fortuna. Questi sono state prese così come erano e messe nelle carte, e così sono nati i trionfi. I trionfi nascono da Petrarca, siamo nel 1300. Il primo mazzo di tarocchi ufficiali è del 1412 con il Visconti Sforza, ma quello ufficiale, ce n'erano stati altri prima. Però sono carte da gioco, e sono carte da insegnamento, soprattutto per
i rampolli dei ducati, perché un mazzo di carte costava quanto una casa praticamente. E questa cosa del gioco durò fino al 1700 circa, finché non venne la divinazione. E io ho cominciato a collezionarli e guardandoli mi sono ricordata di Calvino. Calvino ha scritto quel bellissimo racconto che poi era praticamente la presentazione di un mazzo di carte, ed esattamente quello del Visconti Sforza, quello del 1412, che Franco Maria Ricci gli chiese per la presentazione a New York, ed è il castello, oddio, sì, siamo sempre alla solita. Quindi la locanda riguarda quelli di Marsiglia, quelli del castello che sono non i più importanti, ma le carte sono più belle, diciamo, no? Mentre quelle sono per i nobili, i marsigliesi sono per il popolo. E in un certo senso ho pensato, se Calvino ha scritto una storia o una presentazione in cui nessuno parla, il bello di Calvino è questo, no? Che tutti indicavano col dito le carte, però non parlava nessuno in queste due storie. Perché non scrivere una storia? E allora ho preso dei personaggi, 2 dai marsigliesi, 2 dei Solabusca. Solabusca è sempre un mazzo storico, e anche da altri 2 mazzi, e sono diventati dei personaggi che cercano qualcosa. Loro non sanno di essere dei personaggi dei tarocchi, sono dei personaggi, però alla fine ci sarà un qualcosa che arriva, e cercano un libro che può essere, secondo alcuni, il libro del diavolo, scritto dal diavolo, perché ad Agrigento, io sono agrigentina, sono siciliana, nella biblioteca di Agrigento c'è un manoscritto scritto dal diavolo, che nessuno ha mai visto, cioè si vedono delle carte e non si riescono ad interpretarle. Scusate. Secondo altri è un papiro egiziano, secondo altri è un'altra cosa, cioè ognuno ha un oggetto di desiderio ed è alla ricerca di quel desiderio. Tutto confluirà alla fine da Venezia, da Parigi e da Vicenza ad Agrigento, e ad Agrigento si la trama del concluderà. prossimo libro. No, lui ti ha chiesto come è nato perché questo libro. Perché questo libro? Questo l'ho scritto 15 anni fa e l'ho mandato allo Scarabeo, perché avevamo noi un negozio che adesso abbiamo passato a mio figlio, in cui vendevamo dei tarocchi, e gli ho chiesto un parere. Sapevo che lui non lo pubblicava perché lui non pubblica narrativa, e lui mi ha telefonato e mi ha detto: mi fai una sceneggiatura di tarocchi? Dico, se tu mi insegni come si fa la sceneggiatura dei tarocchi io te la faccio. Ed è nato così. Che bello, grazie. Adesso ne esce un altro a giugno che riguarda, sono 2 le grandi case dei tarocchi, marsigliesi, che però nelle arcani minori non sono altre che le carte da gioco, e Waite, che dal 1910 invece è fatto proprio per la divinazione. E questo è di Fora Tarot ed è praticamente, riguarda Waite. Ce ne sono altri 2 per cui sto già lavorando, ma non vi posso dire nessuno. Ma visto l'orario, io chiuderei con l'ultima classicissima domanda: se hai dei progetti futuri al di là dei tarocchi, intendo a Al livello di là di dei libri. tarocchi,
Allora, ho già pronto qualcosa che riguarda una guida insolita alle piante. Insolita perché è basata sui miti e sull'alfabeto gamico, ovviamente, e su tutto ciò che riguarda un po' gli alberi. Un altro è il matriarcato, perché l'ultimo mazzo dei tarotti, che ha avuto un notevole successo soprattutto in America e in Australia, è la donna sacra, il femminile sacro, e quindi sto facendo un libro sul matriarcato, sul femminile sacro, ma questo è lungo. E poi sto vedendo di fare una continuazione di quello lì, in cui c'entrano i tarocchi e le ricette. No, che carino. E poi c'è la materia in nero di tarocchi, Che di cui se abbiamo qualcuno si parlato. decide di leggerla. C'hai Che ragione. qualche editore lo legga. C'hai ragione. Bene, se ci sono domande da parte del pubblico, questo è il momento adatto. Silenzio. È un grande classico. Se desiderate acquistare il libro è qui disponibile, si paga in cassa e c'è qui l'autrice ovviamente per l'autografo. Grazie della vostra pazienza e buona lettura.